Terzo e ultimo incontro di questo mini corso sul federalismo fiscale. Abbiamo visto con Luca Antonini i lineamenti generali della nuova normativa, abbiamo poi visto con il professor Alberto Zanardi la finanza locale nel nuovo disegno federalista e chiudiamo invece con uno sguardo alla finanza regionale, la finanza regionale che risente notevolmente, anche se forse meno di quanto sia stato detto, di questi cambiamenti indotti dalla nuova disciplina federalista. Ce ne parla il professor Massimo Bordignon, che sono veramente lieto che sia tra noi, è uno dei massimi esperti, direi che più che studioso, è studioso ma anche protagonista un po' del federalismo italiano, perché insomma la prima mossa seria in questo percorso risale al decreto legislativo 56 del 2000 che venne proprio battezzato il federalismo sanitario e di cui Bordignon fu un po' l'autore tecnico. Per la prima volta vedemmo una normativa con delle formule che immagino avranno fatto impazzire un po' i giuristi, ma che avevano il pregio di essere chiare, forse troppo chiare per il costume italiano, difatti si sono messi subito a fare in modo che non funzionasse, ma è stata una grande esperienza. Dopodiché ha lavorato nell'Alta Commissione per il Federalismo, nella Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica ed è oggi uno dei referenti più ascoltati anche attraverso le colonne del Sole 24 Ore. Grazie di essere con noi e buon ascolto a tutti. Allora, io inizio naturalmente ringraziando molto per l'invito, sono molto contento di essere qui. Una cosa che non ha ricordato Gilberto è che io ho in effetti insegnato a Venezia per qualche anno e quindi mi fa solo piacere essere di nuovo qui di fronte ai colleghi. Allora, come sempre succede nel mio caso, io ho preparato in realtà una lunga lista di slide, anche per darvi un po' di lucidi, anche per dare un po' di informazione, ma anche per darvi un po' di background. Però ne salterò parecchie, quindi le lascio un po' come documentazione, perché altrimenti questo incontro rischia di durare troppo a lungo e non vorrei annoiarvi troppo. Allora, quello che io vorrei fare è sostanzialmente il seguente. Come vi dico, alcune delle cose che avevo preparato le salterò, ve le indicherò e lascerò a voi poi, se avete voglia e tempo, di riguardarle. Vorrei prima di tutto ricordarvi un po' quali sono le problematiche, cioè quali sono le ragioni per cui ci siamo imbarcati in questo processo più o meno di federalismo decentramento e quali sono anche i vincoli. Poi quello che vorrei fare è darvi un po' di background, anche qui appunto salterò un po' di queste slide, ma generalmente una delle mie esperienze più usuali è che si parla di federalismo senza avere una grande idea di che cosa significa in termini pratici e che cosa da un punto di vista di numeri questo implica. E allora avere un po' di background, avere un po' di idee di come le cose funzionano adesso e come potrebbero funzionare è utile. E poi probabilmente ancora più velocemente vi ricorderò che cosa c'è scritto, soprattutto in particolare per quanto riguarda le regioni nel titolo quinto nella legge delega, che cosa è stato fatto poi attuazione con i decreti delegati, e poi non posso non finire dicendovi qualcosa con quello che è successo con la crisi finanziaria, perché è evidente una cosa che vi dirò, che tutto il processo di decentramento in Italia è stato condizionato dalle condizioni, dalla situazione della finanza pubblica, ma questa situazione è chiaramente peggiorata negli ultimi mesi se non anni, quindi l'intero processo in qualche modo disegnato dalla legge delega è a questo punto molto in discussione. E poi arriverò alle conclusioni con qualche suggerimento di che cosa si potrebbe fare secondo me. Allora, perché uno vorrebbe decentrare? Quali sono le ragioni? Naturalmente nel dibattito politico le ragioni forse sono state altre, ma dal punto di vista di un economista ci sono una serie di ragioni a favore del decentramento, tra l'altro sostenute anche da un'ampia letteratura empirica, anche a livello internazionale, sulla base dell'esperienza di quello che è successo in altri paesi. Da una parte certamente c'è stata, in particolare a partire dai primi anni 90, e poi ancora di più con la formazione del mercato unico, ancora di più con la formazione della moneta unica, una forte crescita della concorrenza internazionale, il che significa globalizzazione, maggiori spinte verso la concorrenza, e una scelta che è stata effettuata in molti paesi è di reagire a questa cresciuta concorrenza con
un rafforzamento dei ruoli dei territori, nel tentativo insomma di resistere e di affrontare meglio questi aspetti. Molte delle cose, degli incentivi, delle politiche che sono utili per competere a livello internazionale hanno sicuramente un elemento locale, e rafforzare i territori può essere un modo per aumentare questa capacità di concorrenza. Poi, perché ci sono forti specificità regionali, in particolare in Italia, ne vedremo tra un secondo, ma solo per farvi un'idea, certo uno dei problemi nuovi con cui ci siamo trovati a affrontarsi è questo dell'immigrazione. In Italia in pochissimi anni abbiamo raggiunto un livello in termini di immigrati residenti sul territorio paragonabile a quello di altri paesi, ma questi stanno per l'80% al nord, ce ne stanno molto pochi al centro-sud. E quindi questo è un problema che probabilmente può essere affrontato meglio a livello locale che a livello nazionale. E d'altra parte le regioni del sud hanno problemi diversi da quello del nord, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo. Poi c'erano anche altre ragioni, alcune di quelli che sono note nella letteratura sul federalismo fiscale. L'idea è che decentrando poteri e competenze e risorse verso il territorio, questo avrebbe aumentato il controllo locale dei cittadini sulle scelte, avrebbe migliorato l'innovazione istituzionale e costituito anche una forma di benchmarking come stimolo all'efficienza nei confronti di diversi territori. E infine, non ultimo, tra gli obiettivi con cui io avevo visto favorevolmente un processo di decentramento è anche quello della formazione di una sorta di contropotere nei confronti del centro e anche una possibilità di sviluppo di una nuova classe politica locale. In Italia, naturalmente, tra gli argomenti più gettonati a favore del federalismo c'è anche questo tema, diciamo così, legrista, del tentativo di bloccare anche il livello di redistribuzione tra nord e sud del paese, sintetizzato dall'espressione forse Roma ladrona. E certo lì, come dirò, c'è un problema di redistribuzione di risorse che sono state fatte, siamo in uno Stato unitario in maniera robusta negli ultimi anni e in generale nella storia del nostro paese, che non hanno portato agli effetti di crescita e di sviluppo che uno si poteva aspettare. E poi tra gli altri argomenti c'era sicuramente anche un problema di responsabilità finanziaria, cioè il tentativo che con il federalismo di introdurre vincoli di bilanci più robusti nei confronti degli enti locali e cercare in questo modo di evitare fenomeni di irresponsabilità, cioè di creazione di debiti a livello locale che poi vengono ripianati a livello nazionale. Tra le ragioni per cui ci troviamo in questa situazione anche in termini di debito pubblico, certo c'è in parte anche le responsabilità finanziarie che gli enti locali hanno avuto soprattutto in un certo periodo della nostra storia. Questi diciamo che sono gli obiettivi. A questi obiettivi naturalmente hanno fatto a contrappeso e hanno frenato molto, tuttora frenano alcuni vincoli. Il primo è sicuramente il nostro quadro istituzionale, quello che abbiamo ereditato e a cui avremmo potuto cercare di più, secondo me, di porre soluzione con questo processo di decentramento. E cosa abbiamo fatto? Quali per esempio un numero estremamente elevato di governi locali. Noi abbiamo più di 8.000 comuni, più di 100 province, 21 regioni se uno conta anche le regioni a statuto speciale, con dimensioni molto spesso non compatibili con un processo di decentramento. Cioè, per le regioni, lo vedremo tra un attimo, andiamo dalla Lombardia che ha come dimensioni 10 milioni, quasi 10 milioni di abitanti, quindi una dimensione paragonabile a quella dell'Austria, abbiamo invece il Molise che ne ha 300.000 quanto gli stessi abitanti di un quartiere di Milano. Poi abbiamo questa strana struttura interna a cui non siamo riusciti anche qui a dare una soluzione completa, che è quella del rapporto tra le regioni a statuto speciale e quelle delle regioni a statuto ordinario, con un sistema di finanziamento molto più generoso nei confronti delle regioni a statuto speciale e quelle delle regioni a statuto ordinario. E infine un altro problema è questo conflitto latente che impedisce, che ha impedito almeno finora qualche processo di razionalizzazione tra le regioni da un lato e gli enti locali dall'altro. Da noi, a differenza di quello che succede in buona parte dei paesi decentrati, le regioni in qualche modo non dipendono gerarchicamente dai comuni, non sono finanziati i comuni non sono finanziati o le province dalle regioni, ma hanno canali di finanziamento direttamente con lo Stato centrale. E questo crea problemi in termini anche di organizzazione, come vi dirò, del territorio. E infine un altro vincolo molto forte su cui discuteremo, e che chiaramente è stato da una parte uno degli stimoli per il decentramento, ma rappresenta anche un vincolo su quello che effettivamente si può fare, è il forte divario territoriale esistente tra il nord e il sud del paese.
E l'ulteriore vincolo, come avevo già accennato, è una crisi economica che si è aggravata nel corso di questo decennio e che ha reso le cose ancora più difficili. Quindi questo è sostanzialmente il quadro. E allora che è successo rispetto a questi che erano obiettivi e vincoli? Qui solo per ricordarvi rapidamente di che cosa stiamo parlando. Queste sono le regioni a statuto ordinario, perché di quelle che si parla, sostanzialmente quando si parla di decentramento, e questo solo per ricordarvi che le regioni italiane sono molto diverse. Avevo già accennato che la Lombardia ha quasi 10 milioni di abitanti, il Molise ne ha 300.000, ma sono diversi anche sotto tanti altri punti di vista. Uno per esempio è la struttura per età della popolazione. In Liguria, noi siamo un paese che sta invecchiando rapidamente, circa il 20% degli italiani ha più di 65 anni, ma questi sono quasi il 27% in Liguria, ma sono soltanto il 15% in Campania. Mentre per esempio in Veneto, se uno fa il confronto tra quelli dall'età da 0 a 14 e quelli che hanno sopra di 65, vedete che ci sono situazioni come appunto la Liguria di regioni molto vecchie, mentre ce ne sono altre, soprattutto nel sud, che sono tendenzialmente più giovani. E quindi c'è una struttura per età diversa, c'è una differenza molto forte in termini di reddito. Per esempio, se uno prende un'indicazione come il PIL pro capite, si va dalla Lombardia, in cui il prodotto pro capite in euro è pari a circa 34.000 euro, al confronto in Calabria è 16.880, quindi stiamo parlando di una differenza in termini di reddito che è quasi 2-1. Sono diversi anche in termini di povertà relativa, cioè nel Veneto i poveri, secondo la classificazione dell'Istat, sono soltanto il 3,3% della popolazione. Se uno scende e arriva in Basilicata sono il 26% della popolazione. E differenze molto marcate ci sono anche sul tasso di occupazione, cioè la percentuale della popolazione potenzialmente attiva che effettivamente presta attività lavorativa, cioè il tasso di occupazione in Emilia-Romagna è circa il 70% e se arriviamo nel sud i livelli sono 20-25 punti inferiori, quindi forti squilibri. Cosa è stato fatto in termini di decentramento? Questa è una lista, non ve la racconto tutta perché sennò non si finisce più, ma diciamo che dall'inizio degli anni 90 si è fatto uno sforzo per aumentare l'autonomia attribuita agli enti locali, in particolare alle regioni, attraverso l'attribuzione di nuove risorse, attraverso maggiori competenze e anche attraverso una modifica di quelli che sono i meccanismi elettorali, attraverso nel 99 in particolare con una modifica costituzionale abbiamo introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione e l'autonomia statutaria per le regioni. Poi questo processo, che diciamo così è stato abbastanza intenso dal 93, il 93 è una data storica, che è stato il momento con cui con Amato si cerca di riorganizzare la finanza pubblica per approdare poi a Maastricht e quindi all'entrata nell'euro nel 1997, quello è un periodo di intenso processo di decentramento, di revisione dei rapporti finanziari tra livelli di governo. Questo processo in qualche modo trova una sua consolidamento a livello costituzionale con la riforma del titolo V nel 2001, quindi 10 anni fa, ma negli ultimi 10 anni in realtà non si è fatto molto per attuare quello che c'era scritto nella Costituzione. Poi cercherò di dirvi qualche cosa rapidamente su che cosa c'è scritto in questa benedetta Costituzione. In parte anche perché il nuovo governo, se vi ricordate, la riforma del titolo V è stata approvata dal centro-sinistra, tra l'altro all'ultimo momento con pochi voti. Il governo successivo, quasi immediatamente successivo, era un governo di centrodestra che a questa riforma del titolo V non ha creduto. È partito un complicato processo di nuova revisione costituzionale, sicuramente molti se lo ricordano quando si parlava di devolution, la devolution i cui contenuti finalmente poi sono stati definiti in un progetto di nuova riforma costituzionale che però è stata respinta dagli elettori italiani nel 2006. Quindi questo è il processo. Dopo la fine dopo del nuovo tentativo costituzionale ci sono stati altri progetti sul tappeto di attuazione del titolo V. Uno famoso era per esempio quello approvato dal Consiglio regionale lombardo, noto come proposta lombarda, che era stato fatto suo nel programma di governo del PDL, ma a un certo punto in realtà siamo andati in direzione completamente diversa. È stata approvata questa riforma
la famosa legge 42 del 2009, la legge delega che attua, diciamo così, la riforma costituzionale del 119. Siamo andati in direzione diversa perché, come vi racconterò più avanti, questa riforma ha in realtà caratteristiche molto diverse da come è stata probabilmente raccontata e presentata anche dalla stampa. Dalla stampa anche perché aveva, diciamo così, rispondeva a motivazioni di vendita sul piano politico elettorale. Allora, solo qualche numero, perché così vi resta in mente che cosa è successo in questi anni. Questo, per esempio, confronto sul lato sinistro. Scusate, ho messo insieme un po' di slide che arrivano da diversi lavori, per cui in alcuni casi sono scritte in inglese, in altri in italiano, ma tanto è abbastanza chiaro di quello che sto parlando. Sulla prima tabella sulla sinistra, per esempio, ho messo la spesa complessiva del governo, delle amministrazioni pubbliche italiane, sul lato destro il complesso delle entrate al netto dei trasferimenti. E vedete che cosa succede. Sostanzialmente dal 1980 al 2007 la spesa complessiva si è spostata dal centro verso la periferia. Il governo centrale nel 1980 era responsabile, fatto 100 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche del 37%, 10 anni nel 2007, l'ultimo dato disponibile quando avevo fatto queste slides, la quota di spesa pubblica del governo centrale sul totale delle amministrazioni pubbliche era scesa di 10 punti. Viceversa, i governi locali avevano acquisito 5 punti di spesa, quindi c'è stato un decentramento di funzioni e competenze a livello locale, e altrettanto è cresciuta la spesa per la sicurezza sociale, cioè sostanzialmente le pensioni che riflettono l'invecchiamento della popolazione. Quindi c'è qualche evidenza di decentramento sul lato della spesa, ma vedete che l'evidenza è molto più forte se invece vi spostate sul lato delle entrate. Il complesso dei governi locali in Italia nel 1980 aveva a disposizione solo il 6% delle entrate tributarie dello Stato, nel 2007 questa percentuale era salita al 19%, quindi una forte crescita del lato del decentramento sul lato tributario, molto meno sul lato delle spese. Questo è un altro modo per farvelo vedere. La figurina più in alto rappresenta la quota di entrate proprie, entrate tributarie sul complesso, la linea in alto, rosa, rappresenta la quota delle entrate di origine tributaria sul totale delle entrate degli enti locali. E vedete con chiarezza ci sono due salti, uno nel 1992-93, e questo è rappresentato dall'introduzione dell'ICI che ha consentito di eliminare una gran parte dei trasferimenti. C'è un secondo salto nel 1997 e questo riguarda le regioni, e quella è l'introduzione dell'IRAP che ha consentito di eliminare i contributi sanitari e molte altre imposte, ed è un tributo che è stato attribuito almeno in qualche misura alle regioni per il finanziamento della sanità. Questo è un altro modo per mostrarvi la stessa figura. La parte in rosso rappresenta i trasferimenti, la parte in blu rappresenta la parte delle entrate. Vedete bene, il progresso è evidente, cioè all'inizio già ancora degli anni 90 circa l'80% delle entrate delle regioni era sotto forma di trasferimenti, alla fine del periodo le entrate di origine tributaria, comprendendo anche le compartecipazioni, superavano nettamente quella dei trasferimenti. Questo ancora un altro numeretto solo per darvi un'idea di che cosa abbiamo fatto. Se voi prendete, qui sono confronti, scusate è saltato l'indicazione sopra, insomma questa è la percentuale di finanziamento degli enti locali sotto forma di trasferimenti. E vedete che l'Italia del 75 è il paese probabilmente più centralizzato del mondo, almeno sicuramente di questo campione, qualcosa come l'87% del finanziamento degli enti locali e delle regioni veniva fatto sotto forma di trasferimenti. Nel 2004 questa quota era scesa al 40%, al 42%, sostanzialmente in linea o anche inferiore a molti altri paesi unitari. Questo è ancora più recente ed è una tabella che ho ripreso dal rapporto che Piero Giarda ha fatto, adesso Ministro del Tesoro, ma che aveva fatto sull'organizzazione della spesa pubblica italiana, e questa forse è quella che chiarisce più qual è la situazione attuale. Qui vedete sulle colonne il complesso delle amministrazioni pubbliche e poi la divisione che Giarda ha fatto tra il centro e il totale delle periferie. Qual è la storia che qui viene raccontata? Le entrate complessive delle amministrazioni pubbliche sono circa 700 miliardi, di cui 150 sono contributi pensionistici, la spesa per le pensioni complessive è circa 215 miliardi,
Il centro incassa circa 450 miliardi, ne spende 229 e usa i residui per le proprie spese, cioè per finanziare i ministeri e le spese tipiche dell'amministrazione pubblica, e i residui 220 milioni vengono utilizzati per finanziare pensioni, interessi e i trasferimenti alle periferie. E in particolare, ancora oggi, questi dati risalgono al 2008, il totale dei trasferimenti che vanno dallo Stato centrale agli enti locali nel loro complesso è pari a 114 miliardi. Viceversa, la periferia incassa circa 98 miliardi di euro, ne spende 201 e quindi il resto viene finanziato attraverso trasferimenti. Questa è la suddivisione del finanziamento per regioni, province e comuni. Vedete che all'incirca nel 2008, ultimo dato disponibile, il finanziamento complessivo sulla base di entrate proprie è pari a circa il 47%. I dati non collimano esattamente con quelli che abbiamo visto prima perché dipende dalle classificazioni, ma questo vi dà un'idea di come sia la situazione adesso. Questi 114 miliardi di euro di trasferimenti, poi se ne vanno, 20 sono sostanzialmente trasferimenti per le regioni a statuto speciale, 15 miliardi sono trasferimenti in conto capitale per i cofinanziamenti delle entrate europee e il resto vengono ripartiti tra regioni e comuni sostanzialmente per finanziare la sanità e altre spese. Data la differenza esistente che tra le capacità tributarie dei diversi enti locali e quella che è invece la loro spesa, la capacità di autofinanziamento delle regioni è naturalmente molto diversa. Questa tabellina vi fa solo vedere che, data la quota di spesa sanitaria, quanta parte di questa spesa sanitaria è finanziata in loco nelle diverse regioni. E vedete che sostanzialmente le regioni del centro-nord sono in grado di finanziarsi tra il 45 e il 50% della spesa sanitaria con l'addizionale IRAP, con l'IRAP e l'addizionale IRP, che sono, almeno in senso di computo, i tributi attribuiti al finanziamento della sanità. La Lombardia addirittura si finanzia quasi il 60% della spesa sanitaria con le risorse in loco, mentre Campania, Puglia, Basilicata sono intorno al 20%. La differenza, tutto il centro-sud finanzia tra il 20 e il 30% la sanità, con l'eccezione del Lazio, dove però nel Lazio c'è una forte presenza di un comparto ministeriale che attraverso l'IRAP finanzia a sua volta la sanità. Quindi naturalmente decentramento, grandi differenze, e questo comporta una capacità mentre queste sono le medie, questa naturalmente è la realtà una volta la ripartita a livello di singole regioni. Detto che la media delle regioni riescono a finanziare circa il 48% delle proprie spese con tributi propri, in realtà c'è una divisione molto marcata tra le diverse regioni a secondo delle caratteristiche e in particolare del livello di reddito. Questi ve li salto, i trasferimenti statali appunto alle regioni a statuto speciale servono appunto per coprire queste differenze. E qui vi faccio vedere, anche per capire un po' meglio che cosa succede con la legge delega, vi faccio vedere questa tabellina, riassume i risultati di un esercizio che con alcuni colleghi ho fatto io qualche anno fa, non riguarda esclusivamente la distribuzione della spesa regionale, ma il complesso della spesa pubblica, e io mi sono semplicemente domandato, i dati fanno riferimento al 2005, come la spesa complessa, mettendo insieme lo Stato, le amministrazioni centrali, le istituzioni regionali, le amministrazioni locali, come questa spesa è ripartita sul territorio. E come vedete qui ho diviso questa spesa in 4 categorie. Uno sono, i beni pubblici cosiddetti nazionali, qui per definizione sono per esempio l'ordine pubblico, la giustizia, la difesa e quant'altro. E questa qui, siccome è vero che i ministeriali sono concentrati nel Lazio, la difesa è concentrata in particolare nel nord d'Italia, ma si immagina che questi riflettano in qualche modo un beneficio collettivo, semplicemente distribuito questa spesa in maniera unitaria. Quindi questa per definizione è unitaria sul territorio. Poi c'è una seconda componente, sono i grandi beni di merito, la spesa per l'istruzione e per la sanità, e vedete che questa è, con qualche differenziazione, abbastanza costante sul territorio. Cioè in termini pro capite, quello che si spende per la sanità e per l'istruzione sul territorio nazionale è sostanzialmente la stessa su tutto il territorio. C'è qualche spesa un po' maggiore nelle regioni a statuto speciale,
ma anche tenendo conto il coefficiente di variazione, che è semplicemente una misura della dispersione media, come vedete è molto basso, solo il 9%. Quindi attraverso il bilancio dello Stato la spesa in queste funzioni fondamentali è sostanzialmente distribuita in maniera uniforme sul territorio. Poi c'è la parte relativa alle pensioni e qui vedete che naturalmente la distribuzione, se volete, è più orientata al nord che al sud per due ragioni, un po' perché la popolazione è più vecchia, come vi ho fatto vedere prima, ci sono più pensionati, e in parte perché le carriere contributive le carriere lavorative sono più lunghe, sono più regolari. Vedete che per esempio nella Liguria la spesa per la protezione sociale era pari a 6.239 euro pro capite, mentre in Campania era meno della metà di questo. Quindi questo è, se volete, siccome poi lo Stato deve integrare, come vi ho fatto vedere prima, per circa 70 miliardi i contributi pensionistici per pagare le pensioni, questo significa che c'è una redistribuzione sostanzialmente che avviene attraverso la fiscalità generale, questa volta dal sud al nord del paese. Poi abbiamo fatto un'altra categoria, che è questa di tutte le altre funzioni messe tutte insieme. Queste sono più vicine, più finanziate con la finanza locale, e qui vedete che le differenze invece sono molto marcate, in particolare tra le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario, ma anche tra le diverse regioni. Cioè, in sostanza, laddove non c'è una garanzia da parte dello Stato, come avviene attraverso le categorie di merito, dove le cose vengono finanziate di più in base della finanza locale, c'è più varianza nella distribuzione della spesa. Più o meno, per fare conti rapidi, attraverso il bilancio dello Stato le regioni del centro-nord trasferiscono circa il 5% del proprio PIL alle regioni del Mezzogiorno, le regioni del Mezzogiorno ricevono circa il 15% del proprio reddito sotto forma di trasferimenti che passano in una forma o nell'altra attraverso il bilancio dello Stato. La spesa statale per i grandi beni di merito, istruzione, sanità, anche quando sono gestiti a livello locale, la sanità è integralmente gestita a livello locale, è più o meno uniforme. Come vi dirò, rimangono forti differenze in termini di qualità, mentre la spesa locale è quella che è più direttamente finanziata con entrate prelevate in loco e che non è protetta da vincoli normativi statali, è invece molto più diseguale, per esempio la spesa comunale. Quindi che cosa succede in Italia in questo momento? C'è questa uniformità della spesa per alcuni servizi particolari, c'è più varianza d'altra parte, ma persistono forti differenze nel campo in termini di qualità del servizio. Faccio solo l'esempio della sanità perché questa conta di più per le regioni. Questa per esempio è la spesa sanitaria pubblica in termini pro capite, e vedete bene che i colori più rossi, cioè tanto più il colore è intenso, tanto più la spesa è più elevata. Vedete che tendenzialmente la spesa è più elevata nel sud, nel centro-nord del paese piuttosto al sud, quindi si spende di più in termini pro capite per la sanità nel nord, nel centro-nord che nel sud. Però se fate un po' di esercizi, uno cerca di tener conto quello che l'ha fatti per esempio la Banca d'Italia, cito sempre dati di qualcun altro per questi esercizi per evitare problemi. Per esempio, se uno corregge la spesa per l'età, tanto più vecchia la popolazione, tanto più servizi deve offrire, la netta della mobilità, la gente che si muove da una parte all'altra, e per la complessità dei servizi offerti il rapporto si inverte. Per esempio, secondo la Banca d'Italia, fatto 100 la spesa pro capite nazionale diventa 104 nel Mezzogiorno, 101 al centro e 96 al nord. E quindi la spesa è relativamente più elevata al sud e la qualità è peggiore. Qui vi faccio solo far vedere qualche esempio per questo. Questo è per esempio qualcosa la gente, potrei farvi vedere 200 indicatori, ne prendo solo un paio. Questa è per esempio la qualità percepita dei servizi dichiarata dagli agenti, dove il colore più acceso vuol dire che la qualità è più elevata, dove il colore più spento vuol dire che la qualità è inferiore. Questo è un indice di mobilità, vi dice dove la gente, i colori più accesi sono quelli in cui la gente si muove di più, e vedete che tendenzialmente c'è più mobilità tra regioni a partire dalle regioni del sud. Questo è un altro indice che viene utilizzato spesso come indice di inappropriatezza dei servizi sanitari, che sono la percentuale di parti cesarei sul totale dei parti. Vedete ci sono regioni, in particolare la Campania e la Sicilia, dove il numero di parti cesarei è pari a circa il 60% del totale, mentre nel centro-nord del paese intorno al 28, intorno al 25-35%. Quindi forti differenze, e non è che non ci sono, non è a caso, insomma, ci sono inefficienze nell'organizzazione dei servizi.
Per esempio al sud si spende di più per la sanità perché l'assistenza ospedaliera e farmaceutica si spende più per l'assistenza farmaceutica ospedaliera e meno per quella territoriale, che è meno costosa, il sistema organizzativo degli ospedali è peggio organizzato, la spesa farmaceutica è più elevata, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la situazione e a questo comporta anche una polarizzazione dei disavanzi. Vedete, questi sono i disavanzi sanitari nel 2008 e nel 2009. Nel 2009 anche il Veneto, tra l'altro, presenta una piccola componente di disavanzi sanitari, ma vedete che Campania, Puglia e Lazio da soli fanno circa l'80% di tutti i disavanzi sanitari. In termini pro capite, il peggiore di tutti comunque è il Molise, perché in termini pro capite il livello di indebitamento è più elevato. Quindi, forti differenze regionali, la differenza non riguarda solo la spesa regionale, ma riguarda tutta una serie di altri servizi. Qui vi ho messo una serie di tabelline, ve le lascio guardare a voi perché non c'è tempo. Magari varrebbe solo la pena fermarsi un secondo sull'istruzione, ma perché? Perché tra le tante funzioni su cui in teoria, come vi dirò tra un attimo, dovrebbero passare alle regioni, c'è anche l'istruzione. Qui vedete, questi sono punteggi relativi alle competenze degli studenti fatti a diversi periodi della loro vita, sono generalmente confronti internazionali, e quelle colonnine in basso, la distanza rappresenta il tasso di variazione, cioè quanto variano questi risultati, e quei valori rossi in basso che trovate corrispondono quasi tutte a regioni del centro-sud del paese. Lo stesso è per tutta una serie di altri servizi, però penso di avervi dato sostanzialmente l'idea della situazione. Quindi, qual è la situazione? Esistono forti territoriali nord-sud, il bilancio dello Stato uguale alla spesa pro capite per tutti i beni pubblici nazionali, c'è più varianza nella spesa locale, anche a parità di spesa c'è una bassa convergenza nella qualità di offerta dei servizi e restano ancora problemi seri di controllo della spesa e di rispetto dei vincoli di bilancio. Questi sono i nostri problemi. Come si risponde a questi problemi? Che cosa dice la Costituzione? Cioè, visto che si sta parlando della legge delega, la legge delega interpreta una Costituzione, fatemi brevemente ricordare che cosa diceva la Costituzione, cioè il titolo quinto. Il titolo quinto, la riforma del titolo quinto significa aver cambiato questi articoli della Costituzione, non mi fermo su tutti perché sennò ci vorrebbe un altro pomeriggio, vi ricordo solo quelli principali. L'articolo 117, che definisce in particolare quali sono le competenze legislative dello Stato e delle Regioni, e definisce e identifica sostanzialmente delle competenze esclusive dello Stato e delle competenze concorrenti delle Regioni. Cosa vuol dire competenze concorrenti delle Regioni? Vuol dire che lo Stato dovrebbe limitarsi a definire i principi fondamentali e poi le Regioni dovrebbero fare la legislazione di dettaglio. Queste competenze concorrenti sono un gran numero, questa è tutta la lista, non ve la sto a leggere, ma vi faccio notare che per esempio c'è l'istruzione, per esempio ci sono le grandi reti di trasporto e di navigazione, per esempio c'è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia e così continuando. Si tratta di oltre 24 materie che sulla base della nostra Costituzione sono in legislazione concorrente con le regioni. Quello che dice però il titolo quinto dice anche una cosa importante, la famosa lettera M, che allo Stato, anche nelle funzioni legislative esclusive delle regioni, che sono tutte quelle non indicate specificamente nella Costituzione, allo Stato resta la competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Questo è quello che dice la lettera M. Allora, naturalmente questo crea un problema, ma se lo Stato determina i livelli essenziali delle prestazioni e le funzioni fondamentali, c'è anche la lettera P degli enti locali, non dovrebbe anche garantirne il finanziamento? Questo è uno dei temi e naturalmente la risposta a questa domanda dipende quanto è pregnante in termini di redistribuzione, dipende anche da quanto è estensiva questa nozione di livelli essenziali, stiamo parlando di tutti o solo di minimi, da quanto è estesa la categoria delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di quante ampie sono queste funzioni fondamentali. Questo è quello che c'è scritto nella Costituzione, quindi la Costituzione dice competenze esclusive e competenze concorrenti, ma allo Stato la competenza esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, cioè non di tutte, ma di quelli che concernono i diritti civili e sociali. Poi c'è il famoso articolo 119, che è quello che fa riferimento invece ai sistemi di finanziamento e che in teoria è quello che la legge delega
introduce, e questo dice sostanzialmente comuni, province, città metropolitane e regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e dispongono di compartecipazione al gettito di tributi erariali. Poi ci sono due articoli particolarmente rilevanti, il comma 3 che dice che la legge dello Stato, questa è la nostra Costituzione, non quella di qualcun altro, quindi quella su cui dobbiamo riflettere per decidere di che cosa vogliamo e possiamo fare. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo senza vincolo di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante, e poi c'è un comma 4 che dice che le risorse derivanti dalle fonti ai cui commi precedenti, quindi i tributi propri e il fondo perequativo, consentono ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Questi, ci sono anche altri indicatori però che vi salto perché questi sono più importanti, e su questo si è innestato sostanzialmente un grande dibattito che è corso, diciamo, per tutti gli anni 2000 tra giuristi e economisti tra questi due principi, perché il terzo comma sembrerebbe dire che quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo introdurre una perequazione, ma questa perequazione dovrebbe essere basata solo su un avvicinamento delle potenzialità di spesa attraverso la redistribuzione delle risorse, cioè quello che nella letteratura noi chiamiamo il principio della capacità fiscale. Mentre il quarto comma sembrerebbe dire che dobbiamo finanziare tutta questa roba sulla base di un principio del fabbisogno, cioè sulla base di quello di cui questi hanno bisogno per finanziare quelle funzioni proprie loro attribuite. Mi rendo conto che sembra una roba sembra di stare discutendo del sesso degli angeli, ma in realtà il livello di diciamo così, decentramento, di federalismo possibile in questo Paese dipende dal ruolo relativo che uno vuol dare al comma 3 o al comma 4. Allora, se questa era la situazione, qui mi limito semplicemente, faccio solo questa, prima di arrivare a quello che fa la legge delega, fatemi fare solo questo brevissimo intermezzo. Uno si potrebbe anche domandare, ma scusi, ma allora la Costituzione 2001 prevede anche forme ulteriori di decentramento di funzioni agli enti locali, in particolare alle regioni? Molti pensano di sì, questo vi riporto soltanto alcuni risultati di lavori che sono stati fatti dall'ISAE, che era adesso è stato abolito, ma era un centro tecnico del Tesoro, in cui avevano fatto delle stime. Per esempio, se vedete, qui i dati sono antichi perché fanno riferimento al 2003, da un lato nella colonnina A c'è la spesa pre-decentramento, nella colonnina B c'è la spesa post-decentramento, e vedete che sulla base di queste stime ci dovrebbe essere una spesa in più, con i dati di allora, pari a circa 70 miliardi, un decentramento pari a 70 miliardi. Se guardate lungo tutte queste funzioni, e sono poi la classificazione COFOG dell'Istat, sostanzialmente dov'è che ci dovrebbe essere il maggior decentramento? Nel campo dell'istruzione. Cioè, la maggior parte della gente, degli interpreti, pensa che il titolo quinto vorrebbe dire attuare il titolo quinto, attribuire anche le spese per l'istruzione, cioè per capirsi i professori, i maestri e il personale di supporto alle regioni. Perché di questo non si è più parlato? Forse una ragione la vedete qui dentro, cioè se uno si domanda ma quante risorse in più dovrei dare a ciascuna regione per finanziare queste spese in più, ci vorrebbe circa il 4% del PIL nel centro-nord, ce ne vorrebbe quasi il 10% nel sud. Cioè, uno dei problemi è che la spesa da finanziare è in larga misura nel sud, le risorse per finanziarla stanno soprattutto nel nord, e quindi andare avanti con questo processo di decentramento, per quanto in qualche misura previsto nella Costituzione, creerebbe questi problemi di come si finanzia questo meccanismo. E infatti non è questo quello che si è fatto. Nella legge delega non si attribuiscono nuove funzioni alle regioni o agli enti locali. Quello che si fa, si modifica i sistemi di finanziamento delle funzioni così come sono date. E che cos'è la legge delega? Per raccontarla soltanto in una battuta, cosa c'è scritto nella legge delega? La legge delega sostanzialmente introduce una interpretazione assai estensiva del comma 4 dell'articolo 119 e della lettera MP dell'articolo 117, quelli che vi ho appena detto, cioè estende la tutela costituzionale, quella stessa roba che vi ho fatto vedere adesso, vive per la sanità
e per l'istruzione, la estende a un complesso molto più ampio di materie, praticamente tutte le funzioni comunali. All'incirca l'80-90% delle spese attuali degli enti territoriali è ora, almeno in teoria, costituzionalmente garantito. Cioè lo Stato dovrebbe garantire una sostanziale uguaglianza nella spesa per questi servizi per l'80-90% del complesso delle spese degli enti territoriali, incluse appunto una serie di materie che adesso non sono coperte, quali l'assistenza, l'asilo nido, altre varie funzioni comunali. E qual è il trucco? Quindi, a differenza di quello che uno può pensare, la legge delega ha un'impronta fortemente solidaristica e redistributiva. Qual è il trucco? L'idea di fondo è che però questi finanziamento dovrebbe avvenire attraverso i costi standard. Cosa sono i costi standard? Dovrebbe essere un modo attraverso il quale non ti finanzio più sulla base di come hai speso l'anno scorso, sulla base della tua spesa storica, ma sulla base di indicatori di efficienza. Dovrei darti quello che ti serve per spendere per quelle cifre e non altro. E notate che nella logica della legge delega ai costi standard viene attribuito sia la funzione della perequazione, sia quello della spinta alla convergenza, cioè i costi standard sono sia il criterio attraverso il quale io determino come redistribuire le risorse, sia il benchmark di efficienza a cui diversi enti locali dovrebbero tendere. Quindi forte afflato solidaristico, basato però su quest'idea dei costi standard, e poi questa convergenza dovrebbe essere sostenuta attraverso l'imposizione di sanzioni più forti sugli enti territoriali. Cambia molto poco, nonostante si parli di federalismo fiscale, in realtà c'è poco per quanto riguarda di novità sui tributi locali e casomai c'è di più per quanto riguarda i comuni piuttosto che le regioni. Però sostanzialmente l'unica cosa qualche cosa di novità c'è, nel senso che del 10% della spesa che non è finanziata attraverso il fabbisogno dovrebbe essere finanziata sulla base della capacità fiscale, cioè con redistribuzione tra le regioni ricche e le ancora povere, ancora basate sulla base dell'IRPEF. C'è nella legge una qualche idea di regionalizzazione della finanza locale, cioè si prevede che i fondi statali passino per i trasferimenti agli enti locali, passino attraverso i bilanci regionali prima di arrivare a province e comuni, e le regioni possono anche proporre allocazioni alternative in accordo con gli enti locali. Comunque lo schema fondamentale della legge delega è quello che si può definire uno schema bottom-up. Lo Stato definisce quali sono le funzioni fondamentali, che sono tutta quella lista che abbiamo visto in precedenza, si definiscono i costi standard per finanziare questi servizi, così si determinano i fabbisogni, su questa base si determina il finanziamento e la perequazione. Questo è lo schema. E per le regioni in particolare le funzioni fondamentali sono sanità, assistenza e istruzione, e poi in qualche misura i trasporti in conto capitale. Poi c'è un calcolo utilizzato, ma questo forse è il principio della regione più ricca per definire il computo delle aliquote di equilibrio. Cioè l'idea di fondo è: definisco quali sono le funzioni fondamentali, definisco i costi standard, poi per determinare quanti soldi devo dare alle regioni, scelgo le aliquote dell'IRPEF, l'addizionale IRPEF e l'IRAP e gli altri tributi, in modo da garantire che la regione più ricca, la Lombardia, è in perfetto equilibrio. Tutte le altre ottengono un trasferimento. Questa è l'idea. Questi sono poi i decreti attuativi. Che cosa è successo davvero nel frattempo? E in realtà i decreti attuativi sostanzialmente rovesciano lo schema. Come vi ripeto, lo schema della legge delega è fondamentalmente bottom up. Ecco le funzioni, ecco quanto costa, questi sono i fabbisogni, sottraggo i tributi propri, ottengo il trasferimento. Quello che succede in realtà nei decreti attuativi, il meccanismo è fondamentalmente top down. Le risorse per la perequazione e per il finanziamento non sono predefinite dallo Stato sulla base delle compatibilità di finanza pubblica. Per le regioni il fabbisogno standard per la sanità è definito annualmente, così come succede, e per gli altri enti, per esempio gli enti locali, si prevede che comunque la redistribuzione non possa superare i trasferimenti esistenti. E a che punto siamo invece per l'applicazione sui costi standard? Per quanto riguarda la sanità, i costi standard sono stati definiti come i costi medi per le 3 comparti principali in cui può essere divisa la spesa sanitaria tra le 3 regioni benchmark. C'è un meccanismo molto complicato per la selezione di queste
regioni benchmark. In particolare lo Stato, il Ministero ne propone 5, in cui le regioni ne scelgono 3 e queste 3 devono essere rappresentative del territorio nazionale. Quindi il benchmark non è il meglio, il benchmark è la media, la rappresentatività sul territorio nazionale. Ma dopodiché, per il modo in cui è costruito il decreto, i costi standard non hanno nessun ruolo. È un po' Udinì, no? Prima ci sono i costi standard e poi li facciamo scomparire. E la redistribuzione, in larga misura come avviene adesso, avviene ancora sulla base sostanzialmente del pro capite, un pro capite pesato per l'età. Quindi i costi standard appaiono, diciamo così, come segnalazione, ma in realtà non incidono in termini di redistribuzione. Cosa succede per le residue funzioni fondamentali, tipo per le regioni, per esempio l'assistenza e la sezione dei trasporti locali? A un certo punto si è deciso che non c'erano abbastanza informazioni e il calcolo di questi costi standard è stato delegato fondamentalmente alle stesse regioni attraverso questa società che si chiama SOSE, che è quella che tendenzialmente calcola i costi, i studi di settore per le categorie produttive, quelle cose che servono a determinare il reddito imponibile, i ricavi e poi il reddito imponibile delle categorie professionali, e si usa l'esperienza, diciamo, di questo settore, si userà per definire di nuovo quali sono i costi standard. Per i comuni si fa la stessa cosa, il processo, diciamo, è partito. Per le regioni siamo ancora in partenza. Cosa succede in termini di fiscalità regionale? Come vi dicevo, non cambia nulla, i tributi fondamentali continuano a essere quelli di prima, l'addizionale IRPEF, la compartecipazione all'IVA, una compartecipazione e i tributi ora esistenti. Cambia qualcosa nei meccanismi, cioè per esempio le regioni adesso possono in teoria annullare sulla base dei decreti l'IRAP, cioè possono anche metterla a zero, purché riescono a finanziarsi questo trasferimento, questo annullamento. Ciò è proibito per le regioni che hanno deficit, quindi le regioni in rosso, e in ogni caso non si può ridurre l'IRAP se si aumenta troppo l'addizionale IRPEF, la quale addizionale IRPEF rimane sostanzialmente con le caratteristiche precedenti, si dà un po' più di spazio però alle regioni per poter aumentare questi addizionali. In particolare il tempo zero era previsto nel 2013, adesso è stato anticipato, come vi dirò tra un attimo, al 2012, quindi già le regioni adesso hanno riottenuto un po' quell'autonomia che gli era stata bloccata qualche anno fa sull'addizionale IRPEF e in prospettiva hanno più spazi di manovra per intervenire sull'IRPEF. Come vi ho già detto, però, per esempio, non possono ridurre l'IRPEF se non possono ridurre l'IRAP se aumentano l'IRPEF. Perché? Non è chiaro. Naturalmente qui non sto a perdere tempo, ma perché ve l'ho già fatto vedere prima i dati, è chiaro che siccome le basi imponibili sono diverse tra le diverse regioni, aumentare dello 0,5, per esempio l'addizionale IRPEF in Lombardia vuol dire portare a casa 79 euro pro capite in più, in Calabria 40, perché continuano ad esistere queste differenze. Quindi la differenziazione viene consentita soltanto se vogliamo al margine. Vi ho già raccontato della spesa, salto queste parti qui perché se no non finiamo più, su come funziona il finanziamento della spesa sanitaria e su come dovrebbe funzionare per le altre funzioni. Il sistema perequativo per quel 10% di spesa sanitaria, di spesa regionale non ancora attribuito, non coperto da fabbisogno, non è stato ancora definito e si rimanda più avanti a decreti per la loro definizione. Tra l'altro ci sono errori nel modo in cui è scritto nel decreto, ma insomma ve lo salto perché è inutile. Aggiungo solo prima di arrivare all'ultima parte del mio discorso e poi finisco, che è stato introdotto anche con i decreti attuativi anche nuovi meccanismi sanzionatori. In particolare sono stati introdotti sia per le regioni che per i comuni e province alcuni strumenti nuovi. Uno, questa previsione di una relazione di fine legislatura, cioè 6 mesi prima delle elezioni il presidente della regione deve trasmettere ai ministri competenti e rendere pubblici una relazione su qual è come è stata fatta la sua legislatura, in particolare per quanto riguarda la gestione della sanità. E nel caso in cui ci fosse uno stato di grave dissesto finanziario con riferimento esclusivamente alla sanità e questo grave dissesto si propagasse per più di 2 esercizi, ci sarebbe anche un meccanismo automatico di fallimento politico. Il Presidente della Regione viene rimosso e non può essere rieletto ovunque per 10 anni. Questo è sicuramente un miglioramento rispetto alla situazione attuale
Vi ricordo che al momento noi abbiamo già meccanismi che prevedono il commissariamento di una regione quando questa sfonda il bilancio per quanto riguarda la spesa sanitaria, solo che in questo caso in pratica il presidente viene eletto, diventa automaticamente il commissario di se stesso. Quindi mentre quando una regione sfonda ora aumentano automaticamente le aliquote e la regione perde la possibilità c'è un meccanismo di accompagnamento da parte del Ministero, per cui la regione non può prendere decisioni senza il timbro del Ministero, però il presidente della regione non viene punito, ma anzi diventa commissario di se stesso, e quindi questo rivede un po' questa situazione. E lo stesso succede sostanzialmente per quanto riguarda i comuni. Questo è sostanzialmente a che punto siamo. C'è ancora grande incertezza residua, perché nello sforzo di portare a termine questo enorme processo di attuazione della legge delega nei tempi dedicati, in molti casi i decreti attuativi rimandano ad altri decreti che poi legislativi, attuativi, che devono definire le cose non sono state ancora definite, e come vi ho cercato di dire sono molti. Un computo, l'ultima volta ho fatto il calcolo, gli strumenti legislativi dovrebbero essere introdotti in futuro, i nuovi decreti attuativi sono circa 68 al momento, cioè abbiamo gli stessi decreti attuativi prevedono altri 68 passaggi prima di poter essere integrati. E la situazione resta ancora molto confusa. Segnalo solo una difficoltà, perché su quello ritorno tra un attimo. Per esempio, per il finanziamento degli enti locali al momento esistono due fondi, uno che passano entrambi attraverso il bilancio delle regioni, ma diversi, uno dello Stato e uno delle regioni, che hanno criteri potenzialmente completamente diversi. Nel frattempo però, dico solo una battuta, volevo chiamare questa slide Attila, perché una volta che avevo presentato una versione di questo nel Basso Lazio, c'era stato un sindaco che mi aveva risposto e che mi aveva detto proprio: professore, tu mi parli di federalismo fiscale e ci avevamo Attila alle porte. No? Cioè tu mi racconti di questo processo in una situazione in cui sta arrivando Attila. E quindi vi faccio vedere che cos'è Attila. Attila è gli interventi che negli ultimi 2 anni sono stati fatti su regioni e enti locali nel tentativo di controllare i nostri vincoli di bilancio. E su più interventi, il decreto del 78 del 2010 ha tagliato, ha previsto miglioramenti nei saldi, tagliando anche i trasferimenti. I decreti successivi non hanno tagliato trasferimenti, ma hanno richiesto miglioramenti dei saldi, sia per i comuni che per le regioni. Per le regioni sostanzialmente il patto di stabilità interno funziona, c'è una componente separata che è la sanità, e poi la spesa regionale diversa dalla sanità viene tenuta sotto controllo, quindi non c'è un patto, diciamo così, sul bilancio, un equilibrio di bilancio che viene richiesto, ma c'è controlli sulla spesa da un lato e controlli su spesa dall'altro lato per quanto riguarda la sanità. E gli interventi, per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando, l'effetto cumulato dei tagli sugli enti locali, quindi regioni, comuni e province nel solo 2012 è attorno ai 13-14 miliardi. Indipendenza del gettito della Robin, perché da questo si dovrebbe sottrarre il gettito della cosiddetta Robin Tax, che non è altro che un incremento dell'IRES sull'industria petrolifera, che dovrebbe dare un gettito, ma non è chiaro, anche intorno a 1,5 miliardi, 1,8 miliardi, che dovranno essere redistribuiti tra gli enti locali a riduzione di questo taglio previsto. Quindi possono essere 13 o 14 miliardi su una spesa complessiva che vi ho fatto vedere pari a 215 miliardi, ma la sanità, che da sola ne vale 110, è fuori. Quindi, traducendo, nel 2012 le regioni, comuni e enti locali dovranno tagliare circa 14 miliardi di spesa su 105. Questo è quello che prevede sostanzialmente la cosa del 2012. Ci sono poi, in cambio di questo, sono stati anche introdotti, è stato accelerato il processo di autonomia tributaria, come vi dicevo prima, l'addizionale IRPEF sulle regioni che doveva scattare soltanto a partire come possibilità di manovra dal 2013 è stata anticipata al 2012, e lo stesso, come vi avrà raccontato Alberto Zanardi, è stato fatto per gli altri. Una cosa importante su cui
costruisco un attimo nelle conclusioni che è previsto però che le regioni si facciano carico, se vogliono farlo, le regioni non in deficit, anche del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali nei loro territori. Questo solo per darvi dire quali sono stati gli effetti del patto, che mi sono dimenticato di dirlo, negli ultimi anni è diventato sempre più incisivo, adesso copre anche la spesa in conto capitale. Nel solo 2010 gli investimenti pubblici sono caduti di circa il 14%, quelli delle amministrazioni locali del 16%. Non è chiaro cosa succederà nel 2011. Arrivo alle conclusioni. Allora, riassumendo, la situazione del Paese e da un punto di vista locale è quella che vi ho descritto nelle tabelle iniziali. La legge delega dà una particolare interpretazione del titolo quinto, basandosi su una sorta di scambio, un po' più di autonomia per gli enti locali ricchi, quelle variazioni maggiori che sono possibili per esempio per le regioni sull'addizionale IRPEF, con un forte afflato solidaristico. Sostanzialmente l'asticella delle funzioni che adesso sono garantite in qualche modo dallo Stato è aumentato. Circa l'80% della spesa dell'autonomia locale è ora finanziata sulla base, in teoria, del principio del fabbisogno. In termini distributivi gli effetti sono scarsi perché era già così per la sanità. È possibile che invece ci siano effetti per l'assistenza, l'istruzione e un complesso di servizi comunali. Tutto il processo di convergenza e il rispetto di vincoli di bilancio è attribuito ai costi standard da un lato e alla previsione di maggiori sanzioni dall'altro. E come vi ho detto ci può essere qualche maggior ruolo delle regioni anche nella perequazione. I decreti attuativi nei fatti rovesciano questo schema, il meccanismo è nei fatti top down, per cui quello che si sta dicendo avevo detto che ti avrei attribuito le risorse per finanziare quei servizi, le risorse sono queste e bisogna trovare un modo per ripartirselo. Le risorse sono definite ex ante sulla base della disponibilità di finanza pubblica e naturalmente la crisi finanziaria ha ulteriormente peggiorato la situazione, riducendo gli spazi a disposizione per la ridistribuzione. E lo scambio che è implicito nell'ultima manovra anticipa autonomia tributaria, naturalmente a meno risorse per i trasferimenti avvantaggia, comunque dà qualche vantaggio ai più ricchi, svantaggia quelli più poveri. E i fabbisogni, i costi standard, per il momento siamo in questa situazione qui. Nella sanità sono stati introdotti, ma in realtà non vengono applicati. Per gli altri, per i comuni, le province e gli altri, c'è un processo in atto, se volete vi racconto qualcosa più avanti, se ci sono domande, su cui però non siamo ancora arrivati in fondo. E resiste questo processo di incertezza residua. Io mi limito a questa parte, 2 battute solo su quali sono i suggerimenti. Data la situazione, che cosa si dovrebbe fare? Io dico che se lo schema vero, i miei suggerimenti sono i seguenti: se lo schema vero è top down, e non potrà essere così, cioè le risorse sono quelle, non possiamo fare altro, allora bisognerebbe riconoscere che questi famosi costi standard possono essere solo criteri di riparto per un fondo già dato. E allora sarebbe meglio dirlo esplicitamente. Non servono per costruire le risorse da dare, servono per ridistribuire le risorse che già ci sono. L'idea della legge delega che i fabbisogni e i costi standard debbano servire per svolgere 2 funzioni allo stesso tempo, la perequazione e la convergenza, e invece secondo me sarebbe bene cercare di distinguere tra i due. La perequazione deve essere basata su criteri semplici, e in effetti per esempio nel caso della regione, come vi sto dicendo, vi ho detto prima, il criterio attraverso il quale vengono ripartiti i soldi sostanzialmente è il pro capite pesato per l'età della popolazione. Invece la convergenza deve essere perseguita attraverso altre forme, cosa che non si fa abbastanza. Il sistema sanzionatorio è stato rafforzato e questo è sicuramente un passo avanti, però mentre c'è un rafforzamento per quanto riguarda gli equilibri finanziari non c'è per il processo di convergenza, quindi quelle differenze nella qualità delle offerte dei servizi che vi ho fatto vedere all'inizio, non esiste nulla che spinga nella direzione della convergenza. C'è qualcosa che ti spinge nel fatto di non spendere soldi, ma nulla che ti spinge in termini di politiche verso spendere questi soldi in modo migliore. Io penso invece che la convergenza deve essere perseguita con politiche adeguate. Secondo me la situazione attuale è particolarmente pesante. Ci sono rischi, siccome le risorse sono in riduzione, ci sono rischi di divergenza ulteriore nel Paese, e la cosa che sarebbe ideale fare, anche in una situazione così complicata, è cercare di vincolare l'evoluzione futura delle risorse per i trasferimenti e il quadro
e il quadro normativo. Io penso che questo rafforzato ruolo della Regione, per esempio nei patti di stabilità interna dei comuni, potrebbe essere una soluzione, ma richiede un quadro stabile di programmazione. Io insisto, perché è una cosa che ho detto più volte, secondo me la soluzione più razionale e più efficiente a questo punto sarebbe quello di, per quanto riguarda il complesso della spesa per gli enti locali, sarebbe quella di attribuire alle regioni il compito di svolgere la perequazione, cioè in un certo senso la finanza locale dovrebbe passare alle regioni. Abbiamo già questi quindi sostanzialmente questi due fondi che adesso esistono dovrebbero essere unificati e affidati alle regioni, e la regione potrebbe anche svolgere il compito di sostenere il patto di stabilità interno. Quindi potrebbe cercare di risolvere alcuni dei problemi che abbiamo visto prima, hanno condotto con il blocco degli investimenti locali a questo depauperamento del patrimonio pubblico, e questo potrebbe essere risolto se il rispetto del patto di stabilità venisse ridefinito non a livello di singolo comune o di singola provincia, ma per i comuni e le province su un territorio, quindi scambiando tra diversi. Ma naturalmente per ottenere questo obiettivo sarebbe necessario che le regioni avessero in mano anche gli strumenti per poter poi garantire il patto, e avere questi strumenti significa che i trasferimenti ai comuni dovrebbero essere decisi a livello regionale. E siccome si affronta l'argomento, uno degli controargomenti rispetto a questo è sempre quello di dire ma questo si può fare in alcune regioni, non si può fare in tutte, questo secondo me, oltre a tutta l'evidenza che vi ho fatto vedere in precedenza, è un altro degli argomenti per andare verso la direzione del federalismo differenziato. Cioè, secondo me dovremmo realizzare, dirlo in Veneto è facile, naturalmente se lo dici in Calabria le reazioni sono un po' diverse, si dovrebbe riconoscere qual è la situazione e cercare di costruire un federalismo a velocità variabile. Probabilmente alcune regioni del centro-nord sarebbero più in grado di prendere alcune di quelle funzioni, tipo l'istruzione, tipo la finanza locale, che la nostra Costituzione comunque gli attribuisce, e invece le altre regioni seguiranno quando seguiranno. Se no si resta un po' in questa situazione in mezzo al vago. Vi dico anche, non credo che questo è quello che succederà. Quello che probabilmente invece succederà è che quello che sta avvenendo in questo momento nel termine per esempio della redistribuzione dei trasferimenti, che comunque abbiamo visto anche prima, stiamo parlando comunque del 50% delle entrate, è che si sta andando verso una soluzione pattizia in un certo senso. In pratica quello che sta succedendo per quanto riguarda i comuni, non so se Alberto l'ha raccontata così, ma che agli stessi enti locali è stato sostanzialmente attribuito il compito di definire questi costi standard, queste funzioni fondamentali, e quindi nei fatti di decidere come redistribuire le risorse tra di loro. Grazie, mi fermo.